Confindustria ha incontrato alcuni dei candidati a sindaco per le prossime amministrative del 6 e 7 maggio, un confronto con gli imprenditori per discutere sulla situazione isolana e per lanciare nuove proposte nel settore dopo i dati allarmanti giunti alcuni giorni fa. Secondo Confindustria infatti sono 601, di cui 199 solo a Palermo, le imprese che in Sicilia nel 2011 hanno dovuto chiudere i battenti per fallimento. Gli effetti della mancata crescita nell'isola sono particolarmente evidenti, con le ore di cassa integrazione richieste, ordinaria, straordinaria o in deroga. Nel primo semestre dello scorso anno si è registrato un aumento del 40% dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali, mentre nel periodo ottobre-dicembre 2011 è stata toccata la punta massima delle ore integrabili. Tra le province quella più colpita dalla crisi è Palermo, le prospettive per l'anno da poco iniziato non sono affatto rosee. Intanto prosegue il confronto tra i candidati alla corsa della poltrona di Palazzo delle Aquile. Ieri hanno ascoltato le richieste di alcune associazioni, tra queste Caritas e Centro Arrupe, e Massimo Costa, il candidato sostenuto da PDL, UDC e Grande Sud, chiede aiuto al Premier Monti per affrontare la delicata situazione finanziaria del Comune di Palermo, un'indiscrezione giunta dagli ambienti romani.